Per quanto riguarda il programma, sarà disponibile domani o dopodomani, quindi vi inviterei a leggere anche i capitoli che riguardano la tradizione culturale e le nostre proposte per la cultura sul piano culturale della città e quelle che riguardano l'ambiente agricolo, che riteniamo possa avere ancora uno sviluppo cospicuo e dare maggiore possibilità di posti di lavoro nel territorio. Sulla sicurezza lo dici molto poco e credo anche in maniera molto chiara. Noi intendiamo la sicurezza del cittadino, della persona, nella solidarietà fra le persone stesse, fra le istituzioni e nell'accoglienza, quindi i problemi dell'immigrazione, nella legalità pura e semplice. E quindi chiediamo che ad ogni livello vengano sostenute le attività delle forze dell'ordine costituite, di chi ha titolo per esercitare il loro lavoro nel tema della sicurezza, che sono i carabinieri, la polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la polizia municipale, i servizi sociali pubblici e quindi i privati. Escludiamo assolutamente il discorso delle ronde, io ho fatto, per noi non hanno motivo di essere. Se c'è qualche cittadino che con l'uso del telefono vuole dare una mano, suggerire eccetera, lo fa da oggi o per domani, fa bene a farlo, però organizzazioni magari come in maniera abbastanza camuffata qualcuno può fare come organizzazioni partitiche, le riteniamo non solo inutili, le riteniamo dannose, le riteniamo pericolose e quindi sono sicuramente da evitare. Per il resto credo che lo sforzo massimo deve essere dato per arrivare a un sistema di convivenza civile e fare il possibile che ci possa essere la serenità sia sul piano della sicurezza vera e propria, ma anche sull'assistenza, diciamo, nel senso che ognuno ha bisogno di essere protetto perché non gli succedono determinati episodi eccetera, ma soprattutto ha anche bisogno di essere assistito quando è veramente nelle condizioni di dover essere assistito. Questo è il nostro pensiero a tutti i livelli in maniera molto chiara. Forse io non ho la capacità di esprimerlo in maniera completa, ma sostanzialmente credo abbiate capito.